Consiglio regionale sulla riforma della sanità sospeso, rinviato. Ci sono altre urgenze, per esempio il rinnovo del Consiglio di amministrazione di Veneto Sviluppo, la finanziaria regionale che eroga i contributi alle aziende. Sono delle nomine che non possono più essere rinviate, quindi tutto fermo. Una delle tante questioni rimaste in sospeso proprio a causa del dibattito prolungato sulla sanità è stata messa con urgenza al primo posto dell'ordine del giorno dell'Assemblea di Ferrofini. Prima si vota questo, poi si torna a parlare di riduzione delle ULS. La strada per arrivare al via libera definitivo della riforma quindi si allunga ulteriormente. Non si possono bloccare i lavori in questo modo, serve un atto di responsabilità e in quest'ottica i consiglieri che stanno facendo ostruzionismo duro per l'interesse della collettività dovrebbero fare non uno ma due passi indietro. La fotografia attuale però vede le parti molto distanti. Dopo il riavvicinamento della scorsa settimana c'è stato l'effetto fisarmonica. Gli animi sono tesi, c'è anche qualche arrabbiatura tra i consiglieri, anche se quelli arrabbiati dovrebbero essere i veneti.